Buongiorno e buona giornata ai nostri cari ospiti e buona giornata a tutti coloro i quali si sono messi in collegamento. Come Dipartimento dell'Internazionale, dello SPI nazionale, assieme alle strutture sindacali dello SPI del Veneto, dello SPI del Friuli Venezia Giulia, dello SPI del Trentino e dello SPI dell'Alto Adige, che sono qui presenti oggi con i rispettivi segretari generali, abbiamo organizzato questa iniziativa in video, indubbiamente, visto il periodo che stiamo attraversando, ma sono anche convinto che la faremo, come dire, al meglio. La mafia nel Triveneto, analisi dei fenomeni territoriali, indubbiamente, per cui a ognuno di voi è stato assegnato un compitino, perché noi abbiamo bisogno di analizzare questo fenomeno molto presente nel nostro Triveneto, che poi tra l'altro, lasciatemi dire, che nel libro Crimini a Nord-Est dei nostri amici scrittori e giornalisti Luana De Francesco e Ugo Dinello rappresentano un'occasione e un confronto zonale, italiano, ma quello che mi interessa sottolineare è che nella lettura attenta delle analisi che il libro svolge ci sono molti riferimenti a livello internazionale, a livello europeo in modo particolare. Siamo consapevoli che la mafia esiste a livello mondiale, ma a noi interessa focalizzare questo aspetto, questo collegamento che più volte viene richiamato fra la mafia nel nord-est, questo fenomeno ormai radicato nella nostra economia, con i collegamenti che qui vengono citati nel libro, dalla Germania con la Croazia, con la Slovacchia, con l'Albania, chi con la prostituzione, chi con la droga, con il tessile per esempio per quanto riguarda la Slovacchia, cioè un fenomeno che merita di essere monitorato, analizzato per capire molto bene come stanno le cose. Il libro Crimini a Nord-Est è uno strumento, come dire, validissimo. Io gliene voglio anche già in apertura dare atto a Luana, dare atto a Ugo di questo interessante lavoro di ricerca che loro hanno svolto. Noi siamo una forza sociale come sindacato. Io ho sempre sostenuto che ognuno deve fare la sua parte. Noi dobbiamo essere sentinelle sul territorio. Quello che il libro definisse dobbiamo aprire coni di luce, mappe che ognuno di noi può stillare per denunciare e lottare contro la mafia. Ecco, io mi ritrovo su questa affermazione conclusiva nelle pagine del libro, però io credo che bisogni sottolineare anche oggi che noi siamo per la lotta alla criminalità, la lotta alla mafia, ma noi dobbiamo partire anche da un altro concetto sul quale impegnarci, che è quello della educazione alla legalità. Noi ci auguriamo che da questa iniziativa di oggi trovi nuova linfa quello che era l'impegno che abbiamo sviluppato come sindacato pensionati, come forze sociali,
di rapporto non solo con le forze che contrastano il fenomeno, ma anche di rapporto, per esempio, con le scuole, con i giovani, con gli studenti, perché non è solo una questione di lotta, ma è anche una questione di educazione alla legalità nel nostro paese. Io credo allora di poter procedere molto tranquillamente con quello che è il programma che nella locandina voi avete visto, e di conseguenza noi siamo per dare innanzitutto la parola ai segretari generali del Triveneto, successivamente a Luana De Francisco e a Ugo Di Nello. I tempi sono dei tempi molto stretti, perché molte cose sarebbero da dire. Noi pensiamo di condurre questi nostri lavori attorno a un'ora e mezza, un'ora e un quarto, un'ora e mezza, dando per esempio a Roberto Treu 10 minuti per svolgere la sua introduzione e 8-10 minuti anche agli altri segretari. La parola a Roberto Treu, segretario generale dello SPI del Friuli Venezia Giulia. Sì, grazie, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene. Io credo che questa iniziativa, che vede coinvolti le 3 segreterie regionali, ma soprattutto gli autori di questo libro documentato, ma in realtà più che un libro è un compendio di quello che è la situazione in evoluzione, oltretutto per quanto riguarda la criminalità nel nord-est. Il libro parte dicendo che la convinzione che c'è fra le persone, fra l'opinione pubblica, è che queste siano isole felici, 3 regioni a forte sviluppo, amministrate secondo un po' la logica ancora, si dice qui, di Maria Teresa, e pertanto insomma più quasi isole felici rispetto alla criminalità. Viceversa si sta dimostrando, è dimostrato nel libro, ma soprattutto e in via crescente, la preponderante presenza della criminalità organizzata. E guardate che non si tratta, come diceva giustamente nell'introduzione Ciucane, solo della mafia o delle criminalità, diciamo così, 'ndrangheta, mafia tradizionali italiane. In realtà c'è un collegamento, un intreccio sempre più forte che riguarda anche altro tipo di criminalità a livello internazionale. Noi siamo regioni di confine e pertanto abbiamo subito e subiamo tutte le ripercussioni, le opportunità, ma anche le ripercussioni negative di una situazione di questo tipo. Do 2 dati per riprendendo. Trieste del Friuli Venezia Giulia è la prima regione per reati societari nel 2019 e per i reati tributari secondo il Trentino Alto Adige e terzo è la Friuli Venezia Giulia. Per dire, in più abbiamo 2 regioni a statuto speciale che pertanto hanno una capacità e autonomia di spesa superiore anche ad altre regioni, e un Veneto che figura sempre insomma il motore trainante dell'economia italiana. Allora abbiamo qui tutti i reati che troviamo da altre parti, ma con alcuni specifici proprio legati al confine. Uno riguarda sicuramente i reati societari, tributari e finanziari, la permeabilità del confine, l'opacità di molte banche, di rapporti commerciali storici che durano anni hanno costruito una rete di passaggio di denaro, di movimento di denaro. Ricordo che fino a pochi anni fa l'Austria godeva di un elemento di riservatezza, non dico pari alla Svizzera, ma simile, quanto stesso riguardava la Croazia. Cioè ci sono stati elementi di opacità e comunque sono anche queste terre nelle quali intervengono e passano gli interventi che riguarda tutta l'area balcanica e pertanto un'area fortemente, diciamo così, centro di corruzione, di traffici e di mafie internazionali. Basta pensare al Kosovo o al Montenegro o all'Albania. E queste ovviamente hanno diramazione molto forte qui, che riguarda sì anche la tratta degli esseri umani,
che è uno degli elementi caratterizzanti questa presenza. Non a caso si dice che in queste aree è vissuto e ha gestito la tratta degli esseri umani l'uomo più potente in questo senso al mondo, in questo business, e che che è rimasto e si è evoluto, ha avuto alti e bassi rispetto a altre rotte, ma che non ha mai cessato di funzionare, e oggi in piena attività. E a nulla servono confini, reti, fili spinati. L'altra questione riguarda sicuramente la questione dell'economia, diciamo, tipica di queste aree. Dico dei porti, anche se l'Alto Adige formalmente non è attaccato al mare, però noi abbiamo un sistema portuale direttamente collegato col centro-est Europa, centro e centro-est Europa, e di solito sono posti di traffico dove le merci che arrivano è dall'Oriente, dal Medio ed Estremo Oriente. La stessa Via della Seta rientra in un disegno di grande natura geopolitica, di per sé questo disegno meriterebbe un approfondimento specifico per gli effetti e le implicazioni potenzialmente positive che questo ha, ma anche per i pericoli che questo potrebbe eventualmente rappresentare. Ma sicuramente la logistica, i porti, i trasporti rappresentano un grande business in quest'area, e qui è poco da fare. Noi abbiamo assistito a più riprese agli interventi di aziende malavitose che hanno cercato di entrare in possesso di aree, di depositi, in particolare petroliferi, e come è stato dei depositi costieri a Trieste, e di altre attività connesse al traffico dei carburanti. Cioè, una volta si faceva il traffico delle sigarette, adesso si fa il traffico dei carburanti. Io credo che in più grandi opere di investimento sono previsti che riguardano Mose. Sappiamo cosa è significato per Venezia, ma sappiamo anche tutte le opere di investimenti che riguardano i grandi collegamenti autostradali con nord-est, dall'autostrada a Terza Corsia e la Pedemontana, per poi aggiungere anche la situazione che riguarda gli investimenti per l'attrezzatura del porto di Trieste, con presenze di altre imprese tedesche e ungheresi, ma ungheresi sotto diretto contatto, insomma, con ambienti assolutamente non sani, e dall'altro lato gli interventi legati al riuso del Porto Vecchio. Trieste è la città europea ora che ha la più grande area di porto dismessa, che deve essere riqualificata e oggetto di investimenti. Già oggi sono partiti con 70 miliardi, 70 milioni, scusate, ma insomma si parla di 2 miliardi di investimenti. È chiaro che dove c'è business c'è la mafia, c'è l'interesse criminale che interviene. In questo senso voglio sottolineare due specificità ancora in quest'area. Sicuramente una riguarda l'appalto, riguarda tutta la gestione degli appalti che riguardano le grandi imprese private, a cominciare per esempio dalla privata o comunque gestione privatistica, a cominciare da Fincantieri, ma potrei parlare dell'Electrolux, della Danieli, per restare nelle mie regioni, e che si pensa che oggi una nave per l'80% è costruita da appalti e subappalti, dove c'è veramente di tutto. La logica è quella del massimo ribasso, ci sono ampie aree di corruzione all'interno dell'impresa della Fincantieri e di connivenza con le ditte. Non è un caso che gran parte di questi lavori siano stati ormai, siano in mano a aziende napoletane e siciliane che si sono trasferite via via nel tempo e che hanno di fatto creato una base logistica molto più importante di quella che fa notizie sui giornali, che riguarda i bengalesi o gli indiani, che sono addetti viceversa al lavoro vero e proprio e allo sfruttamento in questo lavoro. Se pensiamo che circa neanche 2000 sono i lavoratori diretti nella Fincantieri in queste aree, e noi abbiamo dall'altro lato dai 4.000 ai 5.000 lavoratori stranieri, fra virgolette, immigrati che lavorano, e torno a ripetere in una logica di caporalato, caporalato, assenza di sicurezza. Ecco, su questo noi abbiamo chiesto con forza che ci sia la stessa Fincantieri, in questo caso, vista la dimensione dell'azienda e il successo che ha, a fare dei controlli e garantire queste cose. Poche cose si sono riusciti a fare, e qui c'è uno spazio grande di intervento, io vorrei dire anche della politica, nei confronti di un'azienda che è sana, cioè, che fa buoni utili, che ha grandi commesse, ma che evidentemente
basa parte del suo profitto su questo sfruttamento delle manodopere, su questa connivenza degli appalti. Altrettanto dicasi mi avvio a concludere, per le pubbliche amministrazioni. No, anche qui abbiamo in gran parte lavori e appalti che vengono dati al massimo ribasso, con situazioni che generano appunto infiltrazioni mafiose, controlli e di corruzione, e sono troppo poche le iniziative che mettono in discussione non solo le imprese dove questo avviene, ma mettono in discussione le stesse autorità pubbliche. Noi assistiamo anche a rappresentanti istituzionali o amministrativi pubblici che fanno parte di concorsi o di gare all'interno delle quali ci sono ribassi del 50-60%, e questo va avanti come se nulla fosse. In realtà non è possibile accettare una cosa di questo, perché vuol dire o che il bando di gara è mal fatto, oppure che evidentemente non vengono rispettate le norme, e poi non c'è un controllo della pubblica amministrazione efficace. Tutti gli appalti, questo guardate non riguarda solo i lavori pubblici, ma riguarda tutta la terziarizzazione che c'è nel settore amministrativo, sempre più terziarizzato e sempre più affidato anche a cooperative sporche e a comunque un sistema che non prevede all'interno delle amministrazioni comunali, eccetera, un efficace controllo sulla realizzazione, sull'applicazione delle normative dell'appalto. Io credo che su questo noi abbiamo da svolgere come sindacato un ruolo fortissimo nel denunciare, nel creare gli accordi con le pubbliche amministrazioni, nel pretendere che vengano fatte queste commissioni. C'è un'ultima battuta che riguarda specificatamente quest'area, e che riguarda i crimini neofascisti. Noi abbiamo in realtà una presenza storica, soprattutto in questa regione, ma non solo, della destra nazionale e internazionale. Trieste è sempre stata in particolare zona di passaggio di traffici, ma anche di spie, e per la sua storia rimane oggi un punto nevralgico proprio per la collocazione geopolitica, ancora per quanto riguarda i collegamenti neofascisti e neonazisti. C'è ancora su questo una forte legame sul quale non sempre le istituzioni riescono a agire con fermezza e con determinazione. Credo che anche questo sia un terreno di vigilanza e di impegno che il sindacato può e deve affrontare, a partire, torno a ripetere, sul piano del neofascismo, ma soprattutto anche sul piano dei contratti e dei rapporti di lavoro, laddove dobbiamo far smettere davvero, applicando effettivamente lo spirito del codice degli appalti, fa smettere in realtà questi appalti al massimo ribasso e comunque l'assenza di tutele. Riguarda migliaia e migliaia di lavoratori. Io credo che abbiamo lo spazio, l'impegno e la necessità di intervenire perché questo tutela i lavoratori onesti e davvero consente anche alle imprese di vivere su una giusta concorrenza e non su una concorrenza sleale. C'è uno spazio grande di intervento e di contrattazione e noi possiamo utilizzare in tutti i settori, e che dobbiamo farlo con maggiore incisività. Grazie. Grazie a te Roberto. Diamo ora la parola ad Alfred Ebner, segretario generale dello SPI dell'Alto Adige. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio per l'invito e dico subito in premessa che mi sembra giusto e importante parlare. Secondo un'indagine fatta da Libera, il 75% degli intervistati considera la mafia un pericolo globale, però quasi la metà marginale nella propria realtà. Poi soprattutto in Alto Adige noi vediamo strade sicure, vediamo benessere, e spesso e volentieri noi colleghiamo la mafia con sparatorie, omicidi, estorsioni, ricatti. Però la mafia anche in Italia ormai è diventata diversa, la mafia viene in doppio petto e cerca di investire. E questo soprattutto in una zona dove la nostra, dove cerca comunque andare molto sotto traccia. Devo anche dire che il tasso di criminalità da noi è effettivamente abbastanza basso. Quello che crea più preoccupazioni, avevo fatto qualche chiacchiera a suo tempo con il questore, è più la microcriminalità, e non a caso noi di denunce ne abbiamo circa 3.000 per 100.000 abitanti, e secondo la DIA non abbiamo neanche in atto delle indagini particolari
sui fenomeni mafiosi. Abbiamo sicuramente una su associazione a delinquere, però non di stampo mafioso. Allora quello che dico è più una cosa in previsione, perché le cose si modificano. Noi siamo una comunità sicuramente ricca e anche molto attiva e diamo anche molte possibilità di investimenti sia pubblici che privati. Penso agli appalti, subappalti, lavoro nero, eccetera, che sono dei fenomeni che girano. Non escluderei neppure l'agricoltura che ha bisogno di tanto manodopera. Ogni tanto qualche fenomeno di caporalato, cosa stranissima in una provincia come la nostra, emerge. Dall'altra parte abbiamo, forse a differenza di tante altre regioni, ancora un certo controllo del territorio da parte dei cittadini. Magari anche perché in periferia la maggior parte delle persone sono di madrelingua tedesca e hanno forse un rapporto con la legalità magari un po' più forte, ma queste sono cose che vengono anche dal passato. Sicuramente siamo appetibili per il riciclaggio di denaro sporco incassato altrove. Poi un altro vantaggio che possiamo avere è che siamo un'economia molto piccola, per cui non è che abbiamo grandissime possibilità di investimenti in azioni e robe varie, per cui bisognerebbe comprare proprio l'attività, qua lo fanno spesso i cinesi, comprare negozi, botteghe, eccetera, e lì poi è più facile avere un minimo di controllo. Però va anche detto che a Bolzano la presenza di elementi malavitosi, soprattutto calabresi, e c'è stata anche una serie di arresti nel 2020, non è una cosa nuova. Ci sono dal 1970 da queste parti, controllavano bar per controllare anche loro in qualche maniera il territorio. Era un fenomeno poi soprattutto, e sembra che sia rimasto tale, per lo spaccio soprattutto di droga. Una volta era l'eroina, adesso è diventato ovviamente la cocaina, di cui anche in Alto Adige di consumatori bene ce ne sono parecchi. C'è stato poi anche un ragionamento fino a che punto queste cosche o questo clan dei calabresi sia riuscito a inserirsi nell'economia normale e anche nella politica. Non ci sono evidenze che ci sono riusciti finora più di tanto, perché bene o male le nostre aziende in difficoltà non è che erano tantissime, per cui anche i margini abbastanza risicati. Ma attenzione, con la crisi proprio provocata dal Covid, anche qua si aprono dei margini. Il grosso rischio che bisogna evitare è che non siano solo i boss che si rivolgono alle aziende, ma che poi non siano le aziende, diciamo, normali, che quando vanno in crisi si rivolgono loro ai boss e finiscono in un giro di usura dove alla fine qualcuno prende la loro attività. Io dico che poi noi siamo stati in passato e forse anche adesso ancora un ponte verso la Germania. Negli anni 90 la mafia calabrese ha cercato di incanalarsi o di conquistare pezzi in Germania. Non so se vi ricordate quell'omicidio clamoroso che è stato, credo, a Dortmund, dove ovviamente erano i clan calabresi che sono mossi. E noi eravamo considerati proprio quel ponte verso la Germania. Un ponte che in parte non è più così forte, perché soprattutto nella Germania del Sud o nella Baviera, lo Stato in Germania ha reagito pesantemente, ha ridimensionato il fenomeno. Ovviamente non è sparito. Oggi quello che si può presupporre è che cercano di collaborare con le varie associazioni criminali tedesche, che sono balcaniche, nordafricane. Sappiamo che a Berlino c'è anche una forte presenza, diciamo, della mafia araba, è un fenomeno abbastanza nuovo. E allora questo collegamento proprio ai fini dello spaccio di stupefacenti sembra che passi anche per Alto Adige. C'è stato un arresto eccellente 2 anni fa, per cui qualcuno ha messo su leggermente le antenne. Io credo che poi abbiamo altre cose su cui ragionare, perché mi sembra che sempre più
sono questi elementi criminosi che vengono magari dai Balcani, dall'Albania, che si occupano di quello che era una volta il forte business anche delle mafie italiane, cioè la prostituzione, lo spaccio, l'immigrazione clandestina. Abbiamo avuto un'indagine contro un gruppo di albanesi che, e questa è una cosa preoccupante, aveva la sede a Merano, c'è stata una serie di arresti poi in tante regioni italiane, per cui probabilmente questi hanno cominciato a costruirsi delle reti, non sono più così isolati come una volta. L'ho detto anche prima, bisognerebbe poi fare anche un ragionamento prima o poi della mafia, come si vuol dire, triadi o della criminalità probabilmente legata anche ai cinesi. Noi vediamo che si stanno allargando pesantemente, tanti negozi, tanti bar sono in mano ai cinesi, e che non sia quello poi il fenomeno nuovo che il barista qua non ha più nessuna convenienza e poi magari qualcuno interviene. Abbiamo il tunnel del Brennero, ricordo che è il cantiere più grande d'Europa, abbiamo fatto un accordo col commissariato del governo dove ci siamo impegnati anche noi a segnalare questi fenomeni. Vorrei chiudere con una cosa che ha detto Rosy Bindi e che mi sembra sulla quale va riflettuta un anno fa che era a Bolzano. Lei diceva: nella lotta alla mafia non abbiamo supplenti. La forza della criminalità organizzata è fuori da se stessa, sta nel voto di scambio, nell'imprenditore che accetta i finanziamenti, nei commercialisti e negli avvocati complici, volontari o inconsapevoli. Io credo che sono le parole che toccano tutti quanti a noi, sulle quali noi soprattutto dobbiamo lavorare. Poi le indagini spettano alle forze di polizia, non tanto al sindacato. Grazie. Grazie Ermine. Un saluto particolare a Rosanna Petella della segreteria regionale dello SPI, che ha la delega alla legalità, che ci ha raggiunto in questa nostra conversazione. Diamo la parola a Ruggero Purin, segretario generale dello SPI del Trentino. A te Ruggero. Sì, grazie, un saluto a tutti. Ringrazio per l'invito. Ho aderito volentieri a questa importante iniziativa, tanto più significativa per la difficile fase economica e sociale che interessa il nostro paese e i nostri territori. Sono consapevole della vastità e della complessità dei problemi che questo incontro vuole affrontare, presentando l'ottimo lavoro di ricerca di Luana e Ugo, che spazia dalla criminalità economica internazionale, dal traffico di droga, alla prostituzione, dalla tratta delle persone, a quello di rifiuti tossici. Altri stanno intervenendo o interverranno con maggior competenza della mia, ma voglio qui limitarmi a quanto accaduto in provincia di Trento a seguito delle indagini avviate per attività mafiosa, una vicenda particolare ripresa anche dai mass media nazionali, che ricalca specularmente quanto sta avvenendo in tutto il nord-est. Si è sempre sostenuto che qualcuno nel recente passato è stato anche qualcuno nel recente passato è stato anche bistrattato per aver sostenuto il contrario, che il Trentino è immune dal fenomeno mafioso. Affermazione retorica rappresentativa di un sentimento di superiorità molto diffuso nel nostro territorio. Siamo una terra di confine, terra di civismo, di benessere, crocevia di popoli e interessi, ma spesso la visione autonomista è sinonimo di chiusura operativa e di opportunismo istituzionale. Si è in sostanza sempre sottovalutato il fenomeno della penetrazione mafiosa, pur essendoci segnali evidenti di presenze e di giri sospetti, in particolare in alcune realtà economiche a partire dal distretto del Porfido, dove il conflitto di interessi tra responsabilità istituzionali locali e cavatori ha frequentemente ostacolato i necessari processi di riforma e di innovazione del comparto, sempre richiesti dal sindacato. Un settore che negli anni 70 occupava circa 2000 addetti, ma ormai in difficoltà da alcuni decenni, combattuto tra processi di tutela e valorizzazione del lavoro, dei beni comuni, di salvaguardia ambientale
e la scarsa trasparenza delle politiche di assegnazione e di gestione, spesso ancora opaca, delle concessioni, che ha oggettivamente esposto le imprese del settore alla lenta ma subdola penetrazione del fenomeno criminale e dell''ndrangheta. Una criminalità vorace che non ammazza, ma che ti dà i soldi per investire, in particolare in questi periodi di crisi, ma che ti espropria lentamente dei beni, utilizzando le società come veicolo per ripulire i proventi illeciti, trasferendo i patrimoni in paradisi fiscali e abbandonando al fallimento dopo averle svuotate le società. Una criminalità con i guanti di velluto, attenta ai rapporti sociali, che si inserisce e si accredita nella comunità civile locale, favorita da una rete di insospettabili collusi che tesse relazioni a tutti i livelli istituzionali, capace di orientare e di inquinare il consenso elettorale in piccole comunità locali, di controllare il voto amministrativo e le stesse scelte politiche locali con l'inserimento di propri sodali nelle amministrazioni comunali. La notizia dell'intervento della magistratura, frutto di una lunga indagine, è scoppiata come un fulmine a ciel sereno e deve servire a tutti da monito. L''ndrangheta, che ancora per molti di noi resta una cosa lontana, è concretamente vicina e la sua influenza si sta irradiando dalle cave della Val di Sembra ad altre zone e settori produttivi della nostra provincia. È una lotta che deve impeggiarci tutti, anche iniziative che ha sempre comunque fatto il sindacato del Trentino. Il lavoro di Luana e Ugo indica anche alcune scelte per questo cancro, perché questa forma di legalità non dilaghi, rispetto alle quali ognuno di noi si deve sentire impegnato per la parte propria. Mi pare che molte proposte vadano anche riprese e raccolte dal sindacato confederale, che può e deve essere in grado di svolgere la sua parte a difesa del lavoro, alla promozione della legalità e della democrazia. Ne riprendo alcune. La 'ndrangheta e le organizzazioni criminali di stampo mafioso, diceva Giovanni Falcone, vanno colpite sul loro terreno, nel portafoglio. La malavita rapace non investe, ma accumula, praticando l'elusione, l'evasione fiscale, distruggendo imprese e lavoro. Siamo un paese con una legislazione all'avanguardia nel contrasto alla criminalità organizzata nel campo delle segnalazioni di flussi finanziari sospetti da parte degli operatori finanziari ed economici. Peccato però che la mancata segnalazione delle operazioni sospette non sia sanzionata penalmente, ma solo in via amministrativa e con sanzioni di importi modesti, favorendo oggettivamente consulenti, complici e faccendieri al servizio del sistema criminale. Ed è d'ora che il Parlamento che su questa questione intervenga per migliorare la legge, come è suggerito tra l'altro nel lavoro di Luana e Ugo. Ma va soprattutto affrontata con urgenza la riforma del mercato del lavoro italiano, frantumato e diviso, rafforzando la stabilità di impiego, unificando i diritti di ogni persona che lavora. Vanno sostenute le politiche di valorizzazione delle competenze e incentivata la partecipazione al miglioramento organizzativo e produttivo delle imprese. La corsa al ribasso del costo del lavoro non porta da nessuna parte, indebolisce la domanda e accentua le politiche discriminatorie, lo sfruttamento e la pratica del lavoro nero attraverso la filiera incontrollata degli appalti. E non a caso in questi ultimi anni tanti lavoratori del settore del porfido, immigrati dai Balcani, dalla Cina e dal Nord Africa, sono spesso costretti a lavorare in condizioni bestiali e ad elemosinare il pagamento in nero di una parte del dovuto. Si praticano politiche razziste e discriminatorie nei confronti degli immigrati per poi trasformarli in una riserva di manodopera a disposizione del caporalato in condizioni disumane e a basso costo. Noi abbiamo sempre sostenuto una legge importante per risolvere questa situazione di opacità presente nel distretto di cui sto parlando. E c'è una legge del 1° gennaio del 2017 che regola il comparto estrattivo. Una buona legge, frutto di un lavoro condiviso fra sindacato, operatori economici e istituzioni locali, che tutela la qualità del lavoro
e la sicurezza, ma anche il rispetto del territorio e il controllo dell'attività estrattiva, la tracciabilità e la trasparenza delle seconde lavorazioni, quelle in appalto. Peccato che senza controlli la legge venga elusa, lasciando spazio alle infiltrazioni mafiose, creando una condizione di concorrenza sleale tra le imprese in un contesto di inadeguatezza delle amministrazioni comunali a svolgere il ruolo di garanti e di tutela del bene pubblico. Chiudo associandomi all'appello uscito anche oggi da parte del sindacato confederale, delle categorie a cui aderiamo anche come pensionati, che chiedono alla Giunta trazione leghista. Voi sapete che nelle ultime elezioni il governo provinciale è stato preso in mano dal centrodestra, di non rinviare, come ha già fatto ad esempio in campo di altre problematiche importanti, quale quella della riforma sanitaria, le scelte di attuazione, ma che si dia attuazione piena anche a questa legge in attuazione al ruolo di controllo, compresa la scelta di avocare le competenze sul comparto ad organi provinciali indipendenti, lontani dai conflitti di interesse e garanti dei beni comuni dell'intera comunità. Grazie. Noi adesso passiamo agli scrittori, ai giornalisti che hanno tante cose da dirci, come tante cose le hanno scritte nel libro Crimini a Nord-Est. Diamo subito la parola a Luana De Francisco, giornalista del Messaggero Veneto, con sede a Udine, oltre che scrittrice del libro. A te la parola, Luana. Sì, perché c'è spesso l'equivoco Messaggero Veneto, uno pensa che abbia la sede in Veneto, invece la sede a Udine. Allora, buongiorno, buona mattinata a tutti e comincio, prima ancora che cominciare l'intervento, con il ringraziarvi perché soprattutto di questi tempi è un bene continuare a parlare di questi temi. È un bene anche farlo appunto in un periodo di pandemia, di grossissima difficoltà, di emergenza sanitaria mondiale, proprio perché una cosa non esclude l'altra, anzi, se vogliamo, e lo stiamo vedendo, lo stiamo sentendo, percependo, diventa fonte di nutrimento, di arricchimento, non soltanto per chi sulle disgrazie umane sa speculare benissimo, ma anche per chi, come diremo e come è già stato detto, persegue l'unico obiettivo di arricchirsi e di investire i proventi e gli utili dell'attività criminale. E lo fa come? Rastrellando tutto il rastrellabile e cercando di chiamare a sé, attirare, legare a sé persone in difficoltà. Quindi è successo prima, figuriamoci se non succederà e se non sta succedendo adesso, ed è successo a Nord-Est e continuerà a succedere anche a Nord-Est, che è una regione, come è già stato detto e ricordiamolo, ci viviamo, la conosciamo bene, è una regione, una macro regione nella quale l'economia e i soldi bene o male girano, il lavoro bene o male non manca e gli appalti, quelli grossi, le opere grosse, quelle che sono finanziate dalle pubbliche amministrazioni, lasciano, o fino a qualche tempo fa soprattutto, hanno lasciato ampi margini di inserimento a tutti. Il principio è sempre quello: soldi chiamano soldi, piove sempre sul bagnato, soldi chiamano soldi e crimine chiama crimine. Ora, visto che giustamente, controllo l'orario, giustamente ci è stato dato un tempo contingentato, anch'io ho una traccia scritta che cercherò di seguire, perché altrimenti, conoscendomi, so che poi vado per la tangente e non riuscirei a stare a terminare l'intervento nei termini, senza sforare i termini, senza toccare tutti quanti punti che o spunti al mio intervento che mi sono stati offerti quasi come un assist dal segretario del Friuli Venezia Giulia, dal segretario Treu, laddove ha menzionato in particolare il porto, i cantieri navali e quindi le grandi infrastrutture, le grandi aziende e ovviamente i confini, come ciò attorno a cui ruota e ha sempre ruotato l'interesse specifico delle mafie e della criminalità organizzata più in generale verso il nostro territorio. Ora, non che questa consapevolezza ci aiuti a riconoscerle, perché purtroppo abbiamo detto e continuiamo a dire, stiamo parlando di qualcosa che è per lo più invisibile, che è difficile da riconoscere, da
da interpretare, da smascherare. Parliamo di una criminalità strisciante, non certo non ha nessun interesse a presentarsi con effetti pirotecnici qui a nord, qui a nord-est. Parliamo di un'infiltrazione di tipo economico-finanziario che non desta e non ha nessun interesse a destare allarme sociale, e che anzi dialoga, si relaziona, fa affari con chi? Con le categorie economiche, con il mondo imprenditoriale, con il mondo della libera professione, con il mondo della politica, ed è proprio attraverso il mondo della libera professione che, come si diceva, chi mi ha preceduta ha già evidenziato, attinge a quel mondo che attinge le forze per poter poi fare ciò che fa, cioè sono i liberi professionisti che sono, alcuni liberi professionisti sono i più abili, gli unici che hanno gli strumenti conoscitivi per fare sembrare regolare ciò che in realtà regolare non è, per fare sembrare pulito ciò che pulito non è, per, diciamo, muoversi sul crinale della legalità e soprattutto per muovere masse di denaro che sono sporche di sangue, sporche di ogni genere di delitto, provento dei delitti compiuti magari altrove, perché poi qui a nord-est fondamentalmente la mafia viene a investire, come vedremo. E ricordiamo sempre come premessa generale, questo vale come mantra, diciamo, che la mafia esiste e prospera solo nel momento in cui e fino al momento in cui c'è una società, c'è qualcuno che la alimenta, che la tollera, che la aiuta, che decide di fare affari attraverso i suoi stessi canali, approfittando di quegli stessi canali, con tutti i rischi e pericoli che ciò ne comporta. Il nostro territorio in questo senso si è dimostrato e continua a dimostrarsi particolarmente vulnerabile e permeabile alle lusinghe di questo tipo di criminalità che, senza bisogno più di ricorrere alle armi, che cosa fa? Ci offre servizi a prezzi concorrenziali, come anche questo è stato detto. Ora però, io ho pensato questo, per introdurvi quello che possiamo definire il nostro mondo di sotto del Friuli Venezia Giulia, perché è un mondo invisibile, ho pensato di affidarmi alle parole di chi quel mondo lo ha conosciuto, di quel mondo è stato protagonista e che poi a un certo punto ha deciso di passare dall'altra parte, mi riferisco ai pentiti, e quindi di affidarci alle voci che abbiamo riportato anche nel libro di quei collaboratori di giustizia che gli investigatori hanno raccolto, messo a confronto, accorgendosi che poi tutto coincideva, tutto quello che loro dicevano coincideva. Allora io, dei tanti che abbiamo riportato e tanti che abbiamo sentito, ho selezionato uno che ai tempi era stato uno dei boss dell''ndrangheta milanese. Dice questo, lo dice nel 2015 parlando con gli investigatori del Friuli Venezia Giulia. Dice: avevamo dei collegamenti con l''ndrangheta in Veneto, con l'Andrina di Cutro, e ci sono poi i Di Stefano a Trieste, dove c'erano i napoletani e i casalesi che operavano a livello di spaccio, di costruzioni, di locali. Parliamo degli anni 90. In quegli anni, più che fare il possesso in Friuli, si investiva, appunto. Io mi ricordo di una discoteca sul mare a Trieste dove si ballava il liscio e di pescherecci di proprietà dell''ndrangheta, e dei napoletani che partivano dalla Slovenia e portavano a Trieste o a Monfalcone armi ed eroina. Erano armi pesanti. Si facevano anche acquisti di 100 milioni di lire e servivano per andare a colpire in giro con le autovetture blindate. Ecco la dimensione transnazionale, la dimensione internazionale di cui stiamo parlando. Siamo negli anni 90, ma è evidente, siamo in zona di confine. E poi dice, questo è anche abbastanza sintomatico, significativo, dice: l''ndrangheta, quando entra in una regione vergine come il Friuli, comincia a comprare appartamenti e li intesta a soggetti incensurati, teste di legno, uomini d'onore stanziali in quella terra. Vedete l'importanza di avere qualcuno che ti faccia da base, una garanzia certa, un porto sicuro, insomma, anche per le fughe. E ancora dice, poi a un certo punto però, violenza o non violenza, abbiamo detto una mafia silente, sì, però a volte la violenza serve, a volte ci servono le maniere forti. Allora aggiunge, per minacciare e picchiare si utilizzavano gli stranieri,
albanesi e gente dell'ex Jugoslavia. Poi fa un lungo elenco di nomi e cognomi di famiglie 'ndranghetiste e arriva anche a citare la famiglia Piromalli, su cui torneremo dopo. Dice: la famiglia Piromalli non ci ha dato il permesso di investire in Friuli Venezia Giulia, in quanto erano presenti già altri, per conto dell''ndrangheta di Cirò, che faceva capo a Marincola e Farao. Allora direte, allora con tutto questo materiale stiamo ancora qui a chiederci, perché quello che succede è al di fuori di questo convegno, stiamo ancora qui a chiederci se la mafia esista e in che misura esista in Friuli Venezia Giulia. E la risposta purtroppo è affermativa, almeno nelle aule dei tribunali. Diceva poco fa il segretario Ebner, non c'è niente sul fronte della direzione investigativa antimafia. I tempi poi sono indagini che hanno un orizzonte lunghissimo, quindi sono lavori che richiedono tanta pazienza, oltre che le giuste piste. In questo caso tante volte sono testimonianze che fotografano un passato diventato ormai così remoto da non poter essere dimostrabile, e tu per portare in aula, per sostenere in aula un'accusa, in giudizio un'accusa, hai bisogno di prove certe, inconfutabili. Si era parlato anche di un'andrina a Monfalcone, anche questo è andato archiviato perché il tempo trascorso tra il pentimento o la rivelazione e i riscontri investigativi è stato troppo eccessivo. Però è anche vero, e lo sappiamo, e se siamo qui a parlarne anche per questo, che altre indagini del passato e anche del presente, ed è anche troppo facile insomma citare e ricordarvi il caso dei Casalesi, e sono arrivate invece a dimostrare, si sono concluse confermando la tesi di partenza. Così come è vero che se tante cose ci siamo fatti passare sotto il naso in passato, ormai è anche vero che quella direzione investigativa ormai è stata imboccata, è quella, e su quella strada non viene più lasciata, quella strada viene perseguita. Ora sappiamo anche che sono tanti i siciliani, i campani, i calabresi, ovviamente mi riferisco ai siciliani, campani, calabresi con contatti affiliati con le organizzazioni criminali, che hanno scelto di venire a nord-est, lo hanno fatto per muoversi al riparo, per continuare a fare quello che facevano nelle terre d'origine, muovendosi però al riparo da sospetti, ricostruendosi una verginità e una credibilità altrimenti impossibili altrove. Pensate soltanto, per restare in Friuli, al caso del boss di Cosa Nostra, di un boss del calibro di Vincenzo Graziano. Vincenzo Graziano che si trasferisce alle porte di Udine ormai più di 2 decenni fa, con la propria famiglia, seguendo poi quello che aveva già fatto suo fratello Domenico. Entrambi, i fratelli Graziano, imprenditori mafiosi nei settori delle costruzioni e dell'immobiliare, del settore immobiliare. Perché vi faccio l'esempio di Graziano? Perché la sua è una storia emblematica, è il tipico esempio del mafioso della porta accanto, il boss della porta accanto. Ora in carcere sta scontando e ha già scontato anni di condanne per associazione delinquenti di stampo mafioso. Ed è una storia emblematica di quanto cieco e sordo possa essere un territorio e quindi di quanto facile possa essere insediarvisi. Ora i Graziano non esistono più, almeno non sono in circolazione, diciamo, azzerati dalle indagini. Indagini però partite anche in questo caso da giù dalla Sicilia, dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, e messi in ginocchio anche dalle confische che sono seguite alle condanne. Per dirvi chi era Viciuzzu, il mafioso della porta accanto, torna un'altra testimonianza che abbiamo riportato, che è quella di Vito Galatolo. Vito Galatolo è altro boss che si è ritrovato a capo della propria famiglia, che era la famiglia che dialogava, alleata con quella con i Corleonesi, e che si trova a diventare capo, a raccogliere l'eredità del padre, dopo che il padre Vincenzo viene arrestato e condannato all'ergastolo per l'omicidio del generale della Chiesa. Bene, Galatolo, che a sua volta aveva scelto di trasferirsi a nord-est, a Mestre, parla così, dice che di Vincenzo Graziano, spiega: da Venezia
governavo la famiglia a Palermo. Come? Grazie ai continui messaggi inviatimi da uomini d'onore, e ricevevo denaro da Palermo e anche da un mio socio in quel di Udine, in quanto gestiva del denaro mio personale e di mio padre, nonché del nostro gruppo criminale. Da questa persona, uomo d'onore e socio della mia famiglia, avevo circa 7.500 euro al mese più i soldi di cui necessitavo. Quest'uomo era appunto Graziano, che è diventato il reggente delle famiglie dell'Acqua Santa proprio per sua stessa investitura. Allora, i traffici di Graziano adesso sono stati scoperti e fermati, e lo stesso è avvenuto, visto che li abbiamo menzionati prima per voce del pentito, anche quelli dei piromalli di Gioia Tauro, i quali a loro volta avevano allungato lo sguardo e le zampe e la mano verso il nord-est. In che maniera? Mettendo le mani appunto sul mercato ortofrutticolo di Milano, sulla grande distribuzione nordestina e addirittura su fette di quella statunitense, e in questo modo riuscendo a controllare ampia parte della filiera agroalimentare, facendone uno strumento eccezionale per il riciclaggio. In carcere, condannati in carcere. E così è avvenuto, per tornare agli spunti che ci ha dato il segretario Treu, così è avvenuto anche nei cantieri navali di Monfalcone. È stata citata l'onorevole Rosy Bindi, allora presidente della commissione d'inchiesta parlamentare d'inchiesta antimafia. Nella relazione finale Rosy Bindi cita espressamente i cantieri navali, indicandoli come uno degli elementi di criticità della nostra regione, criticità determinate in particolare da che cosa? Dalla presenza di ditte appaltatrici di manodopera sospettate di rapporti con cosche sia in Calabria che in Sicilia. Appaltatrici di manodopera, stiamo parlando sostanzialmente gira e rigira di quel fenomeno, il caporalato, pure sentito adesso dall'ultimo intervento del segretario Purin, questa piaga, questa pratica di ricatti e sistematica sottrazione di diritti e di tutele, a cui finalmente qualcuno, e qui chapeau, merito a quelle che sono state definite le sentinelle sul territorio da Danilo, al merito ai sindacati, perché se qualcosa si è cominciato a muovere, se qualcuno è stato finalmente trascinato in tribunale davanti a un'aula di giustizia, quindi qualcuno di questi sfruttatori, è merito del lavoro, della determinazione con cui i sindacati si sono messi al fianco di questi lavoratori, sfruttati nel silenzio, e devo dire, diciamolo, perché dobbiamo recitare anche come società nella sua interezza un nostro mea culpa per chi se lo sente nella coscienza di aver sbagliato, quindi anche nella generale indifferenza. E questo ha portato per esempio alla ribalta, che so, il problema della paga globale, oltre al problema questo grosso equivoco della paga globale, quindi la sottrazione, come dicevamo, di tutte quelle che sono le tutele invece raggiunte dopo anni e anni e anni di battaglie sindacali. Ci si è ribellati quindi, qualcuno si è ribellato, e altrettanto è successo in una storia che comunque si ripete ciclicamente per quanto riguarda l'altro grosso fenomeno legato e determinato dalla presenza massiccia del sistema dell'appalto e del subappalto, in particolare a ditte del sud e dei Balcani, dell'ex scacchiere balcanico, di ampie fette insomma della lavorazione delle navi, che è quello del trasfertismo, cosiddetto trasfertismo del crimine. Cioè sappiamo bene che per decenni, c'è anche un'inchiesta giudiziaria che lo ha dimostrato e che si è conclusa con una raffica di condanne ancora più di 10 anni fa, sappiamo bene che molte ditte molte famiglie, tra le più note famiglie della camorra napoletana, hanno sfruttato il sistema del subappalto per trasferire al nord frotte di propri uomini incaricati di gestire, di controllare il sistema, il meccanismo il mercato della droga. E poi il porto di Trieste, vado velocemente perché poi sono tutte quante cose che autorevolmente il segretario Treu ha già, se vogliamo, anche sviscerato, e questo ci fa molto piacere. E il porto di Trieste, che è diventato uno snodo nevralgico per i flussi commerciali, in particolare verso i mercati della Cina, come si diceva, dopo il suo inserimento l'anno scorso, nel 2019,
nella nuova via della seta. Ma questo che cosa ha determinato? Ha determinato anche il passaggio del porto di Trieste nella categoria dei sorvegliati speciali, per così dire. Prova ne sia l'appello della prefettura di Trieste a creare una rete di protezione contro le mire delle criminalità organizzata. Perché sono i mercati, sono le infrastrutture, sono tutte queste cose dove gira il denaro ad attirare l'attenzione come le api sul miele della criminalità organizzata. Ed era stata sempre proprio la prefettura a emettere un'interdittiva antimafia molto importante per il nostro territorio. In Friuli Venezia Giulia, bisogna dire, non sono state tante, e l'abbiamo scritto e lo ha rilevato in particolare il collega Ugo nel libro. Anche il Veneto, diciamo che era un po' in ritardo sull'utilizzo di questo strumento amministrativo, che invece poi ha avuto un'accelerata e che, seppur parzialmente, riesce a dare una frenata all'avanzata di chi, nel caso specifico Trieste, di una società e dei suoi 3 più o meno diretti amministratori campani, tutti legati, tutti con precedenti di polizia, tutti legati agli ambienti della camorra napoletana, i quali, approfittando, ed eccoci di nuovo al punto, approfittando di un momento di debolezza, di difficoltà economica della Depositi Costieri Trieste, quindi di questa storica azienda che per anni, per decenni ha controllato, ha gestito lo stoccaggio dei prodotti petroliferi dell'Alto Adriatico, erano arrivati con la borsa, la classica valigetta piena di soldi, e l'avevano rilevata utilizzando poi in realtà... Devo stringere, sono già tardi, Danilo? Grazie. Sì? Arrivo al punto? Sì, arrivo al punto. E quindi, insomma, con l'Inter l'hanno stroncata. Vedete che, pur seguendo una traccia, i confini, chiudo con i confini. Di qua passava di tutto, l'ha detto il pentito, anche carburante, come abbiamo visto, uno dei business più redditizi, perché e dai pozzi, diciamolo, siamo in Friuli Venezia Giulia, e dai pozzi del Caucaso che arrivano i prodotti petroliferi che poi alimentano e vengono immessi in un sistema di distribuzione parallela attraverso i gestori delle pompe bianche del centro e sud Italia. I confini, che sono una porta spalancata su mondi che diventano a loro volta occasione e prospettiva di arricchimento, anche per l'invisibilità e per la non tracciabilità del denaro. Ma in una regione come la nostra, che è il punto di approdo della rotta balcanica, e anche e soprattutto quella che nel libro abbiamo definito la regola delle 3D, che dobbiamo vigilare. 3D: donne, denaro, droga. Cioè prostituzione di donne vittime di tratta, ed è ignobile che al giorno d'oggi si possa ancora parlare di schiavismo e di schiavisti. Tratta che genera soldi con cui acquistare la droga, in un processo che finirà soltanto nel momento in cui a finire sarà la domanda. E allora concludo, fino a quel momento, anche in Friuli Venezia Giulia, che non è un porto franco e non è neppure un'isola felice, come abbiamo più e più volte detto, anche il Friuli Venezia Giulia ha l'obbligo di reagire a qualsiasi tentativo di colonizzazione ed inevitabile conseguente impoverimento. A onor del vero, qualcosa è stato fatto, forse anche dall'ultima volta in cui ci siamo visti, perché nel 2017 la Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito con una legge regionale l'Osservatorio regionale antimafia, ma ora sta a tutti noi, e questa non è retorica, lo ripetiamo sempre, sta a tutti noi giornalisti, sindacalisti, pensionati, nonni, genitori e nonni, crederci fino in fondo e fare ciascuno la propria parte. Ho finito, però sono stata nei 20 minuti. Grazie Luana, il tempo è tiranno, ma tu sei brava come al solito. Dovete sapere che Luana con me e con noi del Veneto è venuta molte volte nei nostri istituti, nelle nostre scuole, a parlare a Rovigo, nel Porto Gruarese. Di conseguenza, è vero, è sempre stata con noi. Grazie Luana. Diamo ora la parola a Ugo Dinello, che anche lui ha i suoi 20 minuti circa, è vero, per poi dopo chiudere questi nostri lavori. A te Ugo. Bene, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Io vi ringrazio prima di tutto perché
sia Alfred Ebner che i segretari Treu e Purin hanno notato come ci sia una serie di segnali che hanno portato, non si sa bene a cosa in alcune regioni. Io vi parlo dal Veneto, dove questi segnali c'erano. Per 30 anni non sono stati guardati né analizzati dalle forze dell'ordine e dalla magistratura. Quindi per 30 anni noi abbiamo avuto una criminalità organizzata che è andata avanti senza controlli. Perché ci interessa? Perché guardate, la cosa che dicono i mafiosi è: noi portiamo lavoro, noi prendiamo le vostre aziende che stanno crollando e le rilanciamo. Allora, il sindacato sa perfettamente che questo non è lavoro, che queste aziende vengono prese, sfruttate, spremute e poi lasciate decadere. Per una famiglia che sta perdendo il lavoro, queste persone potrebbero anche avere degli aspetti meritori. Allora, noi non dobbiamo lasciare che questi arrivino, nel senso dobbiamo uscire da cosa? Dal concetto reato, cerco di capire il reato, guardo cosa ha fatto, raccolgo tutte le fonti di prova, ipotetica punizione. Noi dobbiamo fare quanto ha fatto ad esempio la Germania, prima Alfred Ebner ne accennava, ha fotocopiato la legge italiana e l'ha applicata in alcune parti. Mi riferisco in particolare alla segnalazione di operazioni sospette. Una cosa che il sindacato sa fare molto bene in quanto forza sociale è la difesa del diritto, e la lotta contro la criminalità organizzata non è altro che una lotta per i diritti, una lotta per togliere chi prospera non in una legge di mercato, ma dove manca qualsiasi legge di mercato, finanziaria, proprio ogni tipo, in una giungla. Chi sono questi personaggi dovrà stabilirlo la magistratura, ma quello che noi possiamo fare è attivare gli anticorpi non tanto dopo che è arrivata la pandemia, ma avendo già dei vaccini, perché noi le conosciamo queste realtà e possiamo già applicare, inoculare dei vaccini. La legislazione tedesca, dicevamo, ha fotocopiato la parte della segnalazione di operazioni sospette che, attenzione, riguardano anche le pubbliche amministrazioni. Le comunicazioni di operazioni sospette obbligano le pubbliche amministrazioni a segnalare quanto succede di anomalo nei loro territori, a segnalarlo a chi? All'unità di informazioni finanziarie della Banca d'Italia. Quindi capiamo che se le indagini vanno lasciate alla polizia, se le sentenze vanno lasciate alla magistratura, una enorme forza sociale come il sindacato e in particolare la CGIL, io lo ripeterò sempre, dove c'è sindacato e dove c'è stata la CGIL non c'è stata mafia. Guardate, non è piaggeria, chi mi conosce sa che lo ripeto da anni e anni. Se il sindacato fa la sua azione, continua a fare la sua azione di difesa del diritto, sarà molto difficile che le mafie entrino nel territorio. E quindi se il sindacato continuerà a fare la sua azione anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, obbligandole, premendo perché vengono fatte le comunicazioni di operazioni sospette, voi vedete che queste cose, queste manovre alle mafie riusciranno sempre meno. L'esempio che ha portato anche prima Luana, qui ha accennato brevemente, l'esempio dei casalesi ci può far riflettere. Questi casalesi di Eraclea erano arrivati 30 anni fa. Per 30 anni non hanno fatto che fare il bello e il cattivo tempo.
Ora voi vedete che se all'interno del comune di Eraclea fossero state fatte delle azioni anche pesanti, anche con il supporto di tutto il sindacato, fossero state fatte operazioni sindacali per premere, per avere una serie di comunicazioni di operazioni sospette in Banca d'Italia, come era chiaro, perché se un sindaco che c'era stato, ahimè, per pochissimo tempo, aveva deciso di mettere a gara alcuni servizi che invece i camorristi consideravano come un loro diritto acquisito di poter gestire. Ecco, se quel sindaco fosse stato supportato, se il sindacato fosse intervenuto facendo proprio il suo mestiere in questo caso, una situazione come quella di Eraclea non si sarebbe incancrenita. Quindi avere un sindacato che, e non voglio insegnare ai gatti ad acchiappare i topi, ma avere un sindacato che studia e muove per rientrare in un gioco da cui è stato escluso, perché vedete, il sistema delle SOS, cioè delle segnalazioni e operazioni sospette, è stato pensato dal Parlamento e dalla legge come esclusivo per i professionisti. Quindi qualsiasi forza sociale non può segnalare quanto vede. Solo i professionisti, che vediamo molte volte sono i più collusi con le mafie, con la criminalità organizzata, sono tenuti e sono però anche privilegiati dalla legge nel poter fare queste segnalazioni. La porticina è quella delle comunicazioni e operazioni sospette che, ripeto, a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. Prima Roberto Treu parlava della difficoltà nello spingere l'amministrazione provinciale di Trento, che ha una sua connotazione politica che a noi non interessa, di spingere questa amministrazione provinciale a fare determinate mosse. Bene, c'è però anche il sistema del riunire i compagni, il sindacato che è nato come Lega, proprio per evitare che i singoli siano lasciati da soli, ha un'enorme forza. La stampa può in alcuni certe occasioni fare anche da megafono, ma specialmente è la forza di coesione sociale che dà l'azione sindacale, che permette anche di obbligare delle pubbliche amministrazioni, perché se io gli pianto uno sciopero di brutto, scusatemi, e spiego perché io sto facendo, ma lo spiego molto bene, con un'azione veramente mirata, in cui ho alle spalle il sindacato regionale. Voglio vedere qual è il sindaco leghista che accetta di fare la parte del difensore dei mafiosi con il proprio elettorato. Quindi, vedete, agire prima ribalta la prospettiva, perché invece di trovarmi a dover seguire e trovare il reato commesso, raccogliere tutte le fonti di prova e poi a istruire un processo, arrivare a una sentenza che deve essere di terzo grado, perché allora io posso agire prima. Luana prima accennava alle interdittive, le interdittive antimafia. Cosa sono interdittive antimafia? Sono delle azioni che può svolgere chi? Il prefetto, esclusivamente lui nella sua eburnea potenza e nella sua solitudine può decidere che alcune aziende che hanno dimostrato in maniera un fumus bonus iuris, lo chiamo, cioè c'è un fumus di criminalità
nei loro apparati, hanno contatti con mafiosi, cose di questo genere, possono essere messe in blacklist, possono essere allontanate dai rapporti con le pubbliche amministrazioni. Ma voi vedete che è una cosa che ancora lo Stato si arroga e per cui non dà alcun potere d'azione al mondo sociale, ma esclusivamente a se stesso, oppure con l'assegnazione di operazioni sospette ai professionisti. E stiamo molto attenti a queste assegnazioni di operazioni sospette. Noi non possiamo contarci. L'ha fatto capire la Banca d'Italia. Ha detto: guardate, io che ho le poste, che uno dice no, le poste non sono certo la cosa più smart, come si dice adesso, cioè più veloce, se devo pensare a un ente un po' elefantiaco, è proprio le poste. Le poste ci mettono pochissimo, 27 giorni per fare un'assegnazione di operazione sospetta. Le persone che sono, i professionisti che sono considerati più, ripetiamo questo termine odioso, smart, molto bravi, molto capaci e veloci, che sono ad esempio quelli che fanno le analisi di bilancio, ci mettono 356 giorni per fare un'operazione, una segnalazione di operazione sospetta. Quindi vedete che non hanno alcun interesse a farlo. Noi dobbiamo difenderci, difendere il futuro nostro, quello dei nostri figli, dei nostri nipoti, facendo molto bene quello che voi già state facendo, cioè il sindacato, prendendo queste comunicazioni e operazioni sospette, obbligando le amministrazioni, le pubbliche amministrazioni a farlo, entrando dalla porticina che ci hanno lasciato aperte, e controllando molto bene nel modo in cui Danilo si esprimeva prima, facendo le sentinelle. Perché se noi adesso vediamo che interi settori dell'economia, mi riferisco all'economia per cui già nel 1993 la Commissione antimafia diceva attenzione, là ci sono infiltrazioni mafiose, prima di tutto l'economia turistica, perché se c'è una cosa che la Commissione antimafia diceva nel 1993, diceva guardate che a Venezia, Abano e Cortina l'economia turistica è pesantemente infiltrata. Bene, adesso non siamo più di fronte a infiltrazioni. Il fatto che ci siano queste persone che vogliono arrivare nelle nostre regioni non è vero. Sono i nostri imprenditori collusi che le chiamano. Sono i nostri imprenditori che vogliono fare sempre più profitto a discapito delle regole e a discapito anche che quella che per gli imprenditori dovrebbe essere la prima legge ancestrale, cioè quella della libera concorrenza. Se io cerco di farmi fare false fatturazioni dall'azienda cartiera mafiosa, è ovvio che non sto agendo in un regime di libera concorrenza, non sto agendo alla pari con i miei concorrenti. Bene, qua non sanno neanche più cosa fare nel Veneto per impedire, per far capire agli imprenditori che quello non va fatto. Guardate che abbiamo assistito a delle scene imbarazzantissime. Imprenditori che sono andati dal nuovo procuratore distrettuale antimafia, perché quelli prima evidentemente avevano altro da fare. Ricordo che fino al 2018 c'è stata un solo provvedimento in base all'articolo 416 bis del codice di procedura penale che ha riguardato il Triveneto. Un solo provvedimento. Dal 2018 in poi ce ne sono stati un centinaio. Quindi sono andati dal nuovo procuratore distrettuale antimafia e hanno detto ma perché non ci fate dei corsi a noi imprenditori su come riconoscere i mafiosi? Quello ha detto scusate, ma io cosa vi devo raccontare? Cosa devo dirvi più di non andate a fare cose illegali tipo le false scritture, le false fatturazioni. Allora, voi capite che non si può contare su grossi apparati dello Stato, che sono prima di tutto il mondo imprenditoriale, che ha dimostrato di essere non solo permeabile,
ma addirittura di essere alla ricerca di contatti con la criminalità organizzata. Secondo, di ampi apparati dello Stato, cioè lo Stato ha delegato ai professionisti, evidentemente ai suoi amici, non si sa, e i prefetti, che certo non sono espressione sociale, ma vengono nominati direttamente dal governo, l'azione preventiva nei confronti delle mafie. Questo non è più possibile, abbiamo visto che non funziona. Le mafie stanno prendendo interi pezzi del territorio e li stanno conquistando per governarli. Il paragone fatto prima con la Cina da Alfred, credo, giusto? Dei negozi cinesi può servire, nel senso, sapete cosa sta facendo la Cina in Europa? Sta comprando interi pezzi. In Ucraina, buona parte dei terreni da grano, sono stati comprati dal governo cinese. Questo perché loro hanno calcolato che hanno bisogno di scorte di grano che loro non sono in grado di assicurarsi. Stanno comprando in giro. Bene, allora, se il paragone con i negozi cinesi, l'Ucraina, è valido per quanto riguarda le organizzazioni criminali cinesi, che sono in realtà molto varie, molto complesse, abbiamo cercato di spiegarlo nel nostro libro e vanno studiate comunque. Lo stessa cosa sta cercando di fare l'organizzazione criminale italiana, che non vuole prendere dei pezzi di territorio per regalarli alla Cina, ma li vuole governare da sé. Guardate che l'ambiente turistico veneziano è una terra di nessuno. Tutta l'economia che si muove sul turismo è completamente non regolare, profondamente irregolare, e è sfuggita di mano anche agli stessi mafiosi, perché quando le grosse aziende e alcuni alberghi, che non si sa mai di chi sono, non so se avete notato, ma che sono passati di mano parecchie volte, tutta la fine di società delle Cayman, delle isole del Canale della Manica. Ecco, questi grossi alberghi si lamentano perché nascono le locazioni turistiche irregolari, non denunciate. Ecco, vedete che siamo proprio alla gente che riesce a fregare il mafioso che si trova addirittura in un terreno talmente non regolare che pure lui ha difficoltà a muoversi. In realtà noi stiamo perdendo queste fette del territorio, stiamo perdendo intere generazioni. Perché ormai quando noi andiamo a colpire il diritto, cioè noi lasciamo che le nostre generazioni si arrangino, arrivando a assorbire, a permearsi della stessa cultura di questi nuovi personaggi che sono arrivati a governare da noi. Non so se voi sapete che molti giovani veneziani non stanno più, non hanno alcuna ambizione nell'arrivare a un diploma universitario, perché sono convinti che l'economia turistica, che fondamentalmente è un'economia di rapina, tu arrivi, io non ti vedrò mai più, quindi ti applico, voi sapete che a Venezia si mangia male, si spende tanto, ti applico delle cose assurde, ti vendo come vetro di Murano qualcosa che è di plastica, cioè, se noi perdiamo queste fette di territorio, diamo intere generazioni e generazioni future in mano a queste persone. Quindi, noi abbiamo detto, dove c'è sindacato c'è legalità. Dove c'è sindacato non ci può essere mafia. Il sindacato continui alla grande a fare il suo lavoro, per cui lo ringrazierò sempre. Come cittadino,
come giornalista. Sì. Grazie Ugo. Non so voi, ma io sono molto soddisfatto di questa giornata che abbiamo trascorso assieme. Sono convinto che la riflessione merita, come dicevo all'inizio, di essere trasferita sui nostri territori, di essere trasferita anche in una fase così complicata come stiamo vivendo nelle nostre scuole. Di materiale aggiornato ce n'è, i vostri racconti di oggi, ma in modo particolare sono contenuti in questo bel libro che abbiamo a disposizione e che le nostre strutture territoriali potrebbero diffondere nel loro rispettivo territorio. Sentiamo adesso qual è il giudizio della segretaria generale del Veneto, Elena De Gregorio, che da programma ha il compito di tirare un po' le somme. A te Elena. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito, ringrazio in particolare Luana e Ugo per il contributo che hanno portato oggi, ma anche per il loro lavoro quotidiano, per il loro impegno sul tema della legalità, che è molto prezioso. Ringrazio i compagni del Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, che hanno voluto condividere con noi questa iniziativa oggi. Luana parlava di macro regione, ecco, il nostro territorio ha tanti elementi in comune che necessitano anche appunto di una messa a fattor comune, di una riflessione più ampia, a partire proprio da quel tema che abbiamo affrontato oggi, che è quello sulla legalità. Tra l'altro è la prima volta che affrontiamo assieme questo tema, ma è la prima volta anche che lo affrontiamo in una dimensione congiunta tra il Dipartimento Legalità e il Dipartimento Internazionale, proprio per quell'intreccio che il libro ha messo in evidenza e che riguarda in particolar modo il nostro territorio, il Nord-Est, come terra di confine e di passaggio rispetto alla criminalità. Noi sappiamo però che le mafie da lungo tempo hanno valicato i nostri confini e si muovono sempre più in una dimensione europea e mondiale. Tristemente dovrebbe da constatare che loro si sono riusciti a realizzare l'internazionale. C'era perché era classe operaia, c'era un titolo molto efficace di un quotidiano nei mesi scorsi che parlava di mafie unite d'Europa. Ecco, allora, questo ci pone una duplice necessità come organizzazioni sindacali, quello di essere presenti e indagare in maniera sempre più approfondita i fenomeni locali e contemporaneamente quello di iniziare e imparare a conoscere anche la dimensione internazionale della criminalità organizzata. Il libro di cui abbiamo discusso oggi assieme agli autori è sicuramente un prezioso strumento di analisi, ci mette a disposizione uno spaccato dei nostri territori molto, molto utile e molto consente anche appunto di attrezzarci meglio per intervenire rispetto a quello che sta avvenendo. Penso a come vengono raccontati per esempio i fatti di Raclea, ne parlava Ugo anche prima nell'ultimo intervento, fatti molto forti che hanno scosso le nostre coscienze e che hanno messo in evidenza la collusione con pezzi delle istituzioni, con il sistema dei professionisti, con il sistema imprenditoriale. Tra l'altro ricordo che in questi giorni è stata emessa la sentenza di condanna contro tutti i 24 imputati, tra cui l'ex sindaco per voto di scambio, e sono stati condannati a più di 130 anni di carcere, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili, tra cui si era costituita la CGIL del Veneto e la Camera del Lavoro di Venezia. Questo è un risultato molto importante perché intanto riconosce quello che abbiamo denunciato da tempo, spesso inascoltati, spesso da soli, rispetto alla profonda penetrazione della criminalità nel nostro territorio, ma anche perché riconosce il danno che questa produce all'economia e al mondo del lavoro e ai diritti di cittadinanza che noi abbiamo.
È il frutto del nostro impegno, della nostra battaglia sui temi della legalità, ma proprio a Eraclea si è consumata recentemente con il voto amministrativo un inquietante distacco tra il sentire della popolazione e quelle che sono le forze politiche che più si sono esposte invece nella denuncia della pericolosità della criminalità. Una specie di negazionismo di cui noi avevamo avuto già qualche sentore quando per primi come sindacato dei pensionati, come SPI, abbiamo organizzato un'iniziativa in piazza Eraclea, quindi già avevamo avuto sentore di questo distacco, quasi come se la colpa fosse di chi squarcia il velo rispetto a quello che sta avvenendo e non di chi invece pratica la criminalità o è colluso con la criminalità, in una illusione che si possa convivere con le mafie, che le mafie appunto possano portare anche sviluppo e lavoro. Questo ci dice quanto dobbiamo ancora fare, quanto lavoro c'è ancora da fare per contrastare la pericolosa sottovalutazione della presenza delle mafie nei nostri territori. Una sottovalutazione che riguarda sicuramente e in parte i cittadini, ma che è molto profonda e molto radicata nella dimensione delle nostre istituzioni, nella politica che in Veneto ha negato l'evidenza fino a poco tempo fa, e al sistema imprenditoriale, lo ricordava Ugo. Le indagini hanno fatto emergere quanto spesso imprenditori si siano rivolti, abbiano chiamato loro l'intervento della criminalità, delle mafie, in una falsa idea appunto che si possa fare affari anche con questo tipo di criminalità, salvo poi soccombere. Ma una sottovalutazione istituzionale, dicevo prima, perché anche l'osservatorio che è stato istituito nel 2012 dal Consiglio regionale è stato a lungo bloccato e solo proprio a seguito dei fatti di Eraclea ha potuto essere riattivato e svolgere le proprie funzioni con efficacia, tant'è che è stata commissionata una preziosa indagine e ricerca sviluppata dall'Università di Padova dal professor Barbonetti, che ha partecipato anche a nostre iniziative, che ha indagato proprio gli effetti deleteri della presenza criminale sul tessuto produttivo. E da questa ricerca emerge che le aziende in Veneto, le aziende in odore di mafia, rappresentano 1/5 di tutte quelle individuate a livello nazionale, tanto per avere la dimensione della nostra regione quanto ormai è compromessa rispetto a questi fenomeni. Effetti che vanno monitorati, sono stati richiamati dagli interventi che mi hanno preceduto, monitorati con attenzione soprattutto in questa stagione di grande crisi sanitaria e di crisi economica. Approfittando della pandemia, le mafie utilizzano le grandissime risorse di liquidità che hanno a disposizione per acquistare pezzi interi di economia legale. Nei primi mesi di lockdown la Guardia di Finanza in Veneto ha aperto un'inchiesta a seguito dell'esplosione delle aperture di partite IVA di società di capitali e ne ha individuate più di 400 aperte da soggetti che sono direttamente riconducibili e legate alla camorra e alla 'ndrangheta. Nei primi 5 mesi del 2020 si sono triplicate il numero di operazioni e di passaggi di proprietà, di ingresso di nuovi soci, di cessione di quote, e questo ha riguardato in maniera particolare tutto il settore del turismo. Era stato richiamato prima, che è fortemente soggetto di attrazione per quanto riguarda le mafie, quindi alberghi e ristoranti messi in difficoltà dal Covid. Quindi il Covid, con tutto il suo portato di sofferenza e di dramma, costituisce invece per le mafie un'occasione per acquisire ancora pezzi più importanti dell'economia del nostro territorio, in Veneto ma in tutto il nord-est. Allora,
Possiamo dire che in qualche misura sul fronte locale questi anni di lavoro, di impegno anche come sindacato, di essere anche in prima linea, perché come veniva ricordato noi spesso insomma, siamo stati soggetti che abbiamo denunciato, ci siamo rivolti alle forze dell'ordine, abbiamo assunto anche un ruolo importante di denuncia e di tutela dei diritti dei lavoratori nei luoghi di lavoro rispetto a questo. Però sul fronte locale siamo un pochino più attrezzati a riconoscere quelli che sono i segnali e i sintomi della presenza criminale, frutto appunto di questo lavoro, di questo impegno che ci è stato riconosciuto anche dalla Commissione Nazionale Antimafia che lo scorso luglio è venuta in Veneto proprio per segnalare la gravità e l'attenzione che necessita il nostro territorio da questo punto di vista, e Commissione Nazionale che ha ritenuto utile e importante convocare ed ascoltare non solo CGIL, CISL, quindi il sindacato, ma anche lo CGIL e il sindacato dei pensionati, segno anche questo, riprova della reputazione che in questi anni ci siamo costruiti come soggetto sociale impegnati nel territorio, nell'educazione, nella diffusione della cultura e legalità. Quindi la nostra presenza, come veniva ricordato anche da Danilo, nelle scuole, il lavoro che abbiamo sviluppato con i ragazzi e con i campi antimafia, che sono un importante strumento di vicinanza, di solidarietà ai soggetti impegnati in prima linea nel contrasto alle illegalità, ma anche grande fonte di scambio intergenerazionale, di relazione intergenerazionale, perché noi dobbiamo guardare al futuro delle generazioni e costruire quella sensibilità, quegli anticorpi, come veniva detto, rispetto all'infiltrazione della criminalità. Su questo siamo un pochino più attrezzati, con tutti i limiti, ma insomma cominciamo a avere strumenti di reazione. È però sul fronte internazionale invece che noi siamo fortemente carenti, come conoscenza in primo luogo, ma anche poi come elaborazione e come riflessioni. Facciamo i conti con una scarsa attenzione da parte dei diversi paesi europei rispetto alle mafie e anche al come contrastarle. Il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha dichiarato che le mafie, pur avendo origine al sud, sono ormai un fenomeno europeo e mondiale, anche se molti paesi europei continuano a far finta di niente, a farlo finta di non capire. Quindi c'è una sottovalutazione che è molto pericolosa nella dimensione europea e che impedisce di adottare una normativa comune e degli strumenti uniformi per contrastarlo. E questo limita molto anche l'azione. Io penso per esempio alla Corte europea, all'intervento della Corte europea rispetto al reato di associazione mafiosa, il 416 bis che veniva richiamato prima. Strasburgo ritiene che sia lesivo dei diritti umani delle mafie. Ecco, questo è uno strumento messo a punto in Italia, nel nostro paese, frutto di un'esperienza molto dura, molto pesante di contrasto alle mafie, che è costata anche il sacrificio di tante persone delle forze dell'ordine e dei cittadini innocenti. Ma penso anche al sequestro dei beni dei mafiosi, altro punto di forza della legislazione nazionale, proprio che deriva dall'esperienza e che noi sappiamo che è preziosissima e dobbiamo difenderlo perché è uno strumento fondamentale per colpire le mafie, perché le colpisce al cuore, le colpisce nel portafoglio, ne colpisce nel patrimonio, e quindi rispetto a questo dovremo continuare la nostra battaglia. Quindi un'Europa divisa, non ancora consapevole della pericolosità della presenza della criminalità, delle mafie, come soggetto che drogano l'economia, alterano il mercato, limitano la vita economica e sociale e incidono pesantemente anche sulla stessa dimensione democratica dei nostri Stati. Una non consapevolezza istituzionale dei paesi, ma anche un limite che noi denunciamo e che ci attribuiamo come organizzazioni sindacali nella dimensione europea. Quindi penso anche alla CES, alla Confederazione Europea dei Sindacati, o alla FERPA, che è la federazione che rappresenta e raggruppa il sindacato dei pensionati in Europa,
che ancora fanno fatica, quindi la necessità di sviluppare invece anche in questa sede un luogo di confronto, di approfondimento e di azione per fare, così come stiamo facendo, noi stiamo tentando di fare nelle nostre regioni, anche oggi con questa iniziativa, un'operazione di analisi, di condivisione, di sensibilizzazione verso le istituzioni e l'opinione pubblica. Quindi io penso che noi dovremmo continuare a lavorare in questa direzione. La giornata di oggi vuole essere un primo appuntamento. Noi potremmo pensare anche appunto di dare continuità, quindi partendo dalle nostre 4 regioni del nord-est, dare continuità a un gruppo di lavoro, ne parleremo anche con lo SPI nazionale, così come dovremo allargare questo confronto anche con le organizzazioni sindacali dei paesi confinanti, come abbiamo fatto sui temi dell'immigrazione, ad esempio, quando abbiamo costruito un'iniziativa al Brennero o ai confini della Slovenia per contrastare la disumana chiusura dei confini e, come ci ricordava il libro, ma ne parlava bene Luana prima, anche quel fenomeno vergognoso dello sfruttamento e della tratta di esseri umani, in particolare delle donne che finiscono sui nostri marciapiedi. Luana diceva è un fenomeno che finirà solo quando finirà la domanda. Ecco, anche questo sarebbe un bel tema da approfondire rispetto alla tratta di esseri umani e potrebbe essere una riflessione, un'occasione di confronto che metteremo in piedi anche prossimamente. Ecco, noi con i sindacati degli altri paesi abbiamo delle relazioni importanti che cerchiamo di coltivare, li coinvolgeremo, non abbiamo potuto farlo oggi a causa dell'emergenza Covid, ma continueremo su questa strada e li coinvolgeremo anche sulla riflessione legata al tema della legalità. Come sindacato, come SPI del Nord-Est, noi ci sentiamo impegnati su questo fronte. Il nostro è un territorio, una macroregione, come veniva detto, insomma, che ha molti elementi in comune, ha dei grandi punti di forza, anche delle criticità che come sindacato denunciamo, ma soprattutto noi non possiamo e non vogliamo rassegnarci ad essere l'aria al centro dei traffici che alimentano la criminalità internazionale. Sappiamo quanto è importante l'impegno di ognuno di noi, ognuno nel proprio territorio può svolgere quella funzione fondamentale di sentinella della legalità, ma come organizzazione sindacale noi avvertiamo l'importanza e l'urgenza anche di mettere in campo delle azioni di prevenzione, di quegli anticorpi di cui abbiamo bisogno, partendo dal coinvolgimento dei cittadini e della società civile, perché la legalità non è solo una dimensione etica, ma è la precondizione indispensabile per poter garantire uno sviluppo sostenibile e inclusivo, i diritti dei lavoratori, delle lavoratrici e dei cittadini. Nel far questo, che è il nostro compito, cerchiamo di farlo con tutte le forze che abbiamo a disposizione, con grande consapevolezza, abbiamo più chiaro anche adesso che noi dobbiamo agire anche su questo fronte sempre più in una dimensione europea. Io ringrazio tutti, questo è il nostro impegno, questo è il primo appuntamento, ci diamo appuntamento a prossime iniziative. Grazie e a presto. Grazie, ciao. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti gli autori. Grazie a voi e a presto, buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi, a presto, buon lavoro. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.